Buongiorno. Che differenza c'è tra affrontare le cosiddette grandi squadre come possono essere l'Atalanta o la Lazio e la prossima avversaria, il Como, che è sì una neopromossa, però è una squadra di indiscusso valore tecnico per tacere del mercato importante che ha fatto? Io di fatti la metterei vicino, non dico per i punti che ha, ma al valore di una big, per quello che è un po' quello che stanno creando, per la qualità dei giocatori che hanno preso, per le prospettive che hanno, per il tipo di mercato, come hai detto te prima, che hanno fatto, con un ottimo allenatore che ha le idee ben chiare, che sa quello che vuole, hanno una forte identità. Credo che abbiano scelto dei giocatori proprio adatti alle caratteristiche, al pensiero del proprio allenatore in maniera netta. Sì, sono giovani, ma giovani secondo me maturi. Io dico che i giovani non sono mai troppo giovani quando sono bravi, e loro ce ne hanno diversi, per quello io la ritengo una squadra, ovviamente non con i punti di una big, però con l'atteggiamento e con la mentalità di una big. Per quanto riguarda invece il Venezia, le partite, lei sa, sono sempre meno, per cui come si può riuscire ad essere, diciamo, più propositivi, più spregiudicati, soprattutto negli ultimi 20 metri, come lei ha spesso detto nelle ultime conferenze stampa e anche prima, insomma? Ma io credo che ci voglia poco, una scintilla, tipo negli allenamenti ho visto delle cose fatte veramente molto bene negli ultimi 20 metri, va solo riportate in partita. I ragazzi si devono anche un po' lasciare andare. So che non è facile perché alla fine il peso della partita, il peso di questi momenti, dei punti che sono veramente importanti, li senti addosso. Io dico solo a loro di lasciarsi un po' andare questo peso che hanno, liberarsi delle loro paure, cercare quell'1 contro 1 che chi ce l'ha, chi ha quelle qualità lì lo deve fare, non una volta ma 10 volte, perché fa parte del calcio, fa parte delle qualità di certi calciatori e noi dobbiamo, secondo me, metterle al servizio della squadra. Per quello sono convinto che questa squadra sta crescendo, anche da quel punto di vista lì. Anche a Bergamo abbiamo avuto le nostre chance, sì, le hanno avute anche loro, ma ce l'aspettavamo per il loro grande potenziale e la loro forza, ma anche noi abbiamo avuto le nostre opportunità. È ovvio che in questo momento la concretezza in certe situazioni, la capacità di fare gol in certi momenti può fare la differenza e noi dobbiamo sfruttarla al meglio. Ecco, a proposito di Venezia, chi non sarà della partita, chi rientrerà, com'è la situazione attuale dal punto di vista fisico con i giocatori? Ma abbiamo recuperato un po' tutti, oggi è rientrato anche all'allenamento Sagrado, ha preso una brutta botta al naso, ha avuto qualche giorno, è stato fermo fila, ma è rientrato anche lui, andrà in campo insomma con una mascherina, o perlomeno si mette a disposizione con una mascherina. Per il resto abbiamo recuperato Zampano dallo stato febbrile che ha avuto la settimana scorsa, perché in questo momento siamo tanti, rispetto magari anche ai periodi precedenti, ho diverse possibilità di poter scegliere all'interno della squadra. No, perdonami, solo Sverko è fuori e Sagrado, che non sono ancora recuperati. Sverko sarà ancora un po', Sagrado credo la prossima settimana comincerà a lavorare con la squadra e Sverko lo valuteremo la prossima settimana. Il pensiero è quello, ci lo siamo detti già tante altre volte, questa squadra gli manca proprio quel qualcosa in più, quel pizzico di convinzione in più per poter fare il salto di qualità, sapendo che ci sono meno partite, però se noi le andiamo a guardare, perché no? Tutto è possibile, i ragazzi ci devono credere, noi ci dobbiamo credere e cercarla fino alla fine. Partiamo da questa partita, che è quella più importante del momento. Diventa una partita determinante per continuare prima di tutto quel percorso di continuità di risultati, ma anche per cercare di portare a casa punti. L'abbiamo fatto con le squadre più importanti, la faremo con una squadra come il Como che è in una grande condizione sia di forma sia fisica che mentale, però noi pure stiamo crescendo e questo non dobbiamo tenere atto, perché convinti, consapevoli e scendendo in campo con grande umiltà, rispettando un avversario che dal mio punto di vista crea e ha creato e può creare delle difficoltà a chiunque. Non penso che loro siano un avversario diretto, non lo penso, devo essere sincero. I punti noi forse meritavamo di avere qualche punto in più, credo anche loro, per quello che hanno mostrato durante il campionato, però loro sono sicuramente più contenti di noi.